Venezia sta con Pietrangelo Buttafuoco e si schiera verso l'autonomia della Fondazione La Biennale di Venezia. A Forte Marghera, l'inaugurazione che da 10 anni è diventata una piacevole consuetudine, portare l'arte e l'architettura anche in terraferma. Il presidente non entra nel merito delle discussioni di queste settimane, mai cita esplicitamente le divergenze con il ministro ai beni culturali Alessandro Giuli, ma presentando quello che dal 2019 è diventato un padiglione ufficiale della Biennale di Venezia di terraferma, dice: Siamo circondati da fatti d'arte, siamo circondati dalla contemporaneità. Intorno a noi i giorni difficili e complicati di questa nostra esistenza. La storia bussa alle porte di quello che non è mai una decorazione, ma il sentimento profondo che attraversa l'arte. Mi piace ripercorrere la proposta di Fabrice Aragnot e individuare nelle 5 dita che preannunciano la mano un racconto a noi contemporaneo. Nelle prossime ore al via la vernice ai giardini fino a venerdì saranno 100 i padiglioni nazionali presenti con alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto decisi dai singoli stati, fuori l'Iran che non ci sarà, dentro la Tanzania e le Seychelles. Voluto sottolineare la felice alchimia di una fondazione qual è la Biennale di Venezia che si riconosce nei suoi interlocutori e quindi la città di Venezia, la regione Veneto, ringraziando i cittadini anche in questo che è a tutti gli effetti l'inizio di questa mostra. Questo dolcissimo calore che ci saluta mi dà la possibilità di dire il mio grazie e di ringraziare Coio Cuo, perché questa meravigliosa mostra saprà raccontare un domani migliore.